Ultima amichevole precampionato per il Bassano Virtus che vede oggi affrontare il San Paolo Padova, formazione ambiziosa di Serie D, quella patavina. Dicevamo quindi ultima amichevole, infatti dalla settimana prossima, esattamente domenica 18, i giallorossi di mister Mario Petrone affronteranno in Coppa Italia allo Stadio Mercante la Virtus Vecom Verona, altra formazione ripescata in seconda divisione e quindi dello stesso girone del Bassano Virtus in campionato. Mister Mario Petrone quindi dovrà trovare oggi gli ultimi spunti in vista appunto dell'inizio stagione, una partita che si dimostra subito dura per i giallorossi, infatti le gambe sono ancora pesanti visto il duro lavoro svolto in questo precampionato. Comincia bene comunque il Bassano con una bella azione sulla destra di Furlan che mette in mezzo per Guccione, la palla termina fuori di testa. Sul fronte opposto sarà Bedin Spina nel fianco del Bassano a sfiorare il gol con un bel colpo di testa. Ancora San Paolo Padova in avanti, il numero 10 giovanissimo Benucci che impegna severamente Lombardi, ancora San Paolo Padova che tenta il tiro dalla distanza, Bedin che poi trova l'Eurogol sotto l'incrocio e San Paolo Padova passa in vantaggio. Brutta tegola per il Bassano che vede uscire Guccione per un dolore alla coscia destra, quindi questo sarà una mancanza importante. Intanto vediamo il Bassano che trova il pareggio con un gran gol di Pietri Biase servito molto bene da Furlan a centro area. Il Condor Pietri Biase si presenta nel migliore dei modi di fronte al proprio pubblico. Il Bassano tenta il tiro con Emanuele Berrettoni vedendo il portiere fuori dai pali, ma il suo pallonetto termina alto sopra la traversa. Per il San Paolo Padova ancora Bedin da calcio di punizione sfiora il gol. Sul fronte opposto è ancora Stefano Pietri Biasi ad andare vicino al gol con un gran destro che si alza di poco sopra la traversa. Con le immagini passiamo al secondo tempo dove il Bassano dimostra di essere in crescita fisica, infatti fin da subito i giallorossi cercano il gol. Qui vediamo un lancio per Emanuele Berrettoni che si invola verso la porta del San Paolo Padova, ma il suo tiro cross si spegne di poco a lato. Da calcio di punizione ci prova anche Marco Bortoli e il suo sinistro non preoccupa Vianello. Buona la prova oggi di Marco Bortoli. Da un altro suo lancio si crea un'altra occasione gol che Federico Furlan non riesce a raccogliere, il suo pallonetto viene parato dal numero 1 Patavino. Si riporta avanti il San Paolo Padova che vede Lombardi compiere un miracolo sul tiro ravvicinato di Bedin e subito dopo sarà Iocolano a cercare il gol, vano il suo tentativo. Ma il gol è solo rimandato, infatti Emanuele Berrettoni dal limite dell'area scarica un destro imparabile per Vianello, il Bassano vince la sfida amichevole con il San Paolo Padova per 2-1. Mister Mario Petrone, il Bassano vince l'ultima amichevole prima dell'inizio ufficiale della stagione con la Coppa Italia. Quali spunti positivi hai visto da questa partita? No, ma la partita era allo specchio di quello che sapevo già durante la settimana. Oggi era un test dove dovevamo vedere il secondo tempo, dovevamo pulire la gamba, tra virgolette. E i ragazzi sanno che il lavoro che abbiamo fatto, quando più passano i minuti più si sentono bene, quindi l'80% della squadra ha questa sensazione, quindi va bene così, vuol dire che il lavoro è un lavoro giusto e tra 2 o 3 settimane siamo pronti al 100%. Infatti l'impressione è stata proprio quella che all'inizio fossero un po' imballate le gambe per poi giocarsela a viso aperto. No, no, ma non è la questione di giocarcela, dal punto di vista tecnico-tattico abbiamo commesso degli errori i primi 20 minuti, però non si era lucidi nel cercare subito la soluzione proprio perché si pensava più al fatto motorio dal punto di vista fisico proprio che dal punto di vista calcistico. Però insomma le giuste correzioni negli spogliatoi e la squadra ha fatto il suo corso. C'è stato anche un infortunio, abbiamo visto Guccione uscire infortunato, qualcosa di grave, cosa ha avuto? Non abbiamo l'ecografia subito perché non si può fare, però credo che sia un problema muscolare perché lui ha avuto sto virus intestinale 10 giorni fa, ha saltato praticamente la preparazione e aveva un piccolo fastidio su quelle ingenuità che un ragazzo giovane può commettere, insomma, però ne va da esempio per gli altri che al minimo dubbio, al minimo fastidio è meglio fermarsi.
Adesso arriva la Coppa Italia, sappiamo che non è l'obiettivo del Bassano, però comunque una gara ufficiale fa bene per prendere confidenza appunto con una gara ufficiale. Sì, con la speranza che non succeda più nulla dal punto di vista di infortuni, perché siamo un po' contati e siamo fiduciosi ovviamente, bisogna essere ottimisti. Al di là che sia la Coppa Italia o meno, l'obiettivo è quello di arrivare all'80-90% alla prima di campionato. Fermo restando che bisogna vedere se si parte o non si parte, insomma un po' di dubbi ci sono, non da parte nostra perché siamo pronti, però aspettiamo un po' di enti, la federazione, l'associazione calciatori, vediamo un po'. Sì, infatti qualcuno si sta muovendo per questa famosa normativa dell'età media, non si sa ancora effettivamente se si comincerà. Noi siamo pronti, è una squadra giovane che ha voglia e che fino al 95esimo diranno la loro di ogni partita. Simone Iocolano, torni a Bassano dopo il prestito al Valle d'Aosta, questa sembra essere la tua stagione. Speriamo, no, sono a disposizione del mister, dai, stiamo lavorando bene. Questo è quasi l'ultimo test, poi inizierà la Coppa Italia, però dai, il 1° settembre arriveremo in forma tutti quanti insieme. Ti abbiamo visto oggi molto attivo, molto pimpante, la tua condizione fisica è già buona, questo insomma è un buon segnale. Sì, sta migliorando dai, rispetto alle prime gare che comunque ci sta dopo la vacanza, arrivare un attimo un po' più in fatica e comunque con tutto il lavoro che stiamo facendo, però piano piano dai, andando avanti la gamba si libera, è normale, è tutto calcolato diciamo, così ci dicono. L'unica nota negativa è che tu sei squalificato dalla prima di campionato, quindi sarai costretto a saltare da prima. Sì, sono costretto e poi tra l'altro la squalifica l'ho presa contro il Rimini nei play-out dell'anno scorso e mi toccherà saltare, tornerò a disposizione poi dalla seconda giornata e niente. Hai già detto tu, hai lavorato molto in questo periodo, abbiamo visto anche i tuoi compagni, insomma la condizione sembra essere in fase crescente, quindi si prepara un inizio di campionato tosto per voi. Sì dai, la preparazione si sa, tutte le preparazioni sono comunque faticose, poi ognuno ha il suo metodo di lavoro. Noi stiamo lavorando per il metodo del mister, comunque abbiamo fatto tutti i doppi allenamenti e con il lavoro fisico al mattino e il pomeriggio tutto con la palla appunto per preparare, per mettere giù le idee del mister. Però come ti ho detto piano piano andando avanti con le settimane la gamba si libera per arrivare al 1° settembre a essere al 100% della condizione. Si parlava prima con il mister, la Coppa Italia non è sicuramente l'obiettivo del Bassano, però comunque è una gara ufficiale e serve molto a entrare in clima partita. La Coppa Italia è molto importante per entrare sia in clima e sia in condizione per il campionato. Uno vede come sta, prova le giocate che poi dovrà provare in campionato, dovranno riuscirgli in campionato per mettere in difficoltà le altre squadre, quindi sì, magari non è l'obiettivo principale del Bassano, però comunque sono degli ottimi test anche quelli. La tua impressione sul gruppo? Ci sono molti giovani nuovi, si sta cercando di creare un po' di amalgama, come lo vedi in questo momento? Bene, bene, dai, è un bel gruppo, appunto, tanti giovani, sono tutti che danno il 100% sia all'allenamento sia la domenica o il mercoledì in partita. C'è voglia di fare, c'è tanta voglia di fare e speriamo che non passi questa voglia. Anche perché ce n'è bisogno sempre, tutti i giorni, fino all'ultimo giorno dell'ultima partita di campionato. Per far bene serve appunto voglia di fare, voglia di crescere, di migliorare e noi credo che siamo sulla strada giusta.